Miriam è all'obitorio, il suo investitore a spasso. Mi chiedo se il giudice abbia una figlia. La rabbia del papà della 22enne travolta e uccisa dal coetaneo scarcerato ieri sera, lunedì pomeriggio, i funerali della ragazza. Servono pene certe e rigorose per chi commette un reato. L'appello del sindaco di Treviso al ministro della giustizia Nordio durante la cerimonia del 4 novembre. Conte chiede anche di tutelare gli amministratori locali nelle loro funzioni. Colpisce più volte la compagna alla testa con un mattarello, poi chiama i carabinieri e dice l'ho uccisa ma la donna era ancora viva. 58enne tunisino arrestato per tentato omicidio a Oderzo. Omicidio di Conegliano, il 57enne che ha sgozzato l'anziana madre apparesse a valle della facoltà di non rispondere davanti al giudice, per lui perizia psichiatrica. Mogliano senza pace, continuano i raid dei ladri in case e appartamenti. L'ultimo ieri sera, il racconto della vittima ai nostri microfoni. 4 novembre 66, la grande alluvione, gli effetti a Zenson di Piave sono diventati un libro con le testimonianze di quei drammatici momenti e ora c'è anche un filmato realizzato da due fratelli quel giorno di paura e disperazione. Humor nero e ironia per trionfare sul particolare palco del Festival Mondiale della Canzone Funebre. A vincere è stato un musicista cabarettista di Onigo di Pederobba. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è ancora dunque in primo piano. La tragedia di Pieve del Grappa. È stata fissata la data dei funerali di Miriam Ciobanu. Saranno celebrati lunedì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Onè di Fonte. Intanto oggi la rabbia del padre dopo la decisione di scarcerare il 23enne che l'ha travolta e uccisa. C'è tanta rabbia, c'è tanta delusione. E ancora ho delle domande a cui devo darmi delle risposte. Al ragazzo che ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà, può fare una vita normale. Io sono stato all'obitorio oggi a vedere mia figlia e lui se la spassa. Alla morte nel cuore Giovanni Ciobanu è in quella casa, riferiscono i contatti più stretti dove ha sempre vissuto con la sua Miriam, ora non ci vuole proprio tornare. Come mamma Adriana ieri, oggi è lui a trovare il coraggio di andare sul luogo dell'incidente, quella lunga lingua d'asfalto che si è portata via sua figlia in una notte. Alessandro Giovanardi, il 23enne che ha travolto la ragazza, è stato scarcerato ieri. Il GIP ha disposto per lui l'obbligo di dimora e di uscire di casa dalle 20 alle 6. Hanno rimandato a casa una persona che ubriaca e drogata guidava una macchina a forte velocità. È come se avesse avuto in mano un'arma, continua il papà. Non ce l'ho con nessuno, aggiunge. Mi chiedo soltanto se per caso quel giudice abbia una figlia. Oltre al fatto della giustizia mi sento umiliato da questa decisione. Si poteva almeno aspettare che fossero celebrati i funerali. Poteva temporeggiare qualche giorno, però in onore di mia figlia. Non peraltro, perché dopo non mi interessa della sua vita, non ho niente. Se porterà a lui le conseguenze, il danno morale o le conseguenze morali, perché non so come affronterà un disastro che ha combinato. Questo qua non si chiama più un incidente, ma arrivo a capire che è un omicidio, perché uno che sale in una macchina con un'alcolemia che da quello che vengo a sapere è oltre 1,5 per 1000 o quello che, come si misura, vorrei essere già oltre qualsiasi limite, sotto l'effetto delle droghe, a 200 all'ora, che manco si è accorto che ha preso qualcuno sotto. Come faccio a darmi pace? Mia figlia, il dolore all'istante che ha subito, la paura che ha subito, tutto quanto, come faccio a darmi pace? Nell'epigrafe che annuncia i funerali per lunedì alle ore 15, accanto ai nomi della famiglia, c'è anche quello di Enrico, lo storico fidanzato di Miriam, l'unica persona in questo momento in grado di stare accanto a papà Giovanni. Miriam sarà cremata come avrebbe sempre voluto, la stella del papà che non riesce a distaccarsi da lei. Lei è appena stato con Miriam. Sì, fino adesso l'ho tenuta in braccio che faccio fatica a distaccarmi. Sarà rimasto anche fino a lunedì che sarebbe il funerale, però purtroppo chiudono e faccio fatica a distaccarmi. Servono pene certe e rigorose per chi commette un reato. L'appello di oggi del sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte al ministro della giustizia, il trevigiano Nordio, durante la cerimonia del 4 novembre e in più un altro appello Conte chiede anche con forza di tutelare gli amministratori nelle loro funzioni. Sicurezza e giustizia significano permettere alle forze dell'ordine di assicurare alla giustizia i delinquenti senza ritrovarli sulle strade il giorno successivo all'arresto. Significano anche garantire l'applicazione di una pena certa e rigorosa che faccia comprendere realmente al reo il disvalore sociale delle proprie azioni.
È un doppio appello al ministro della sua Treviso, Carlo Nordio, quello che fa il sindaco e presidente di ANCI Veneto Mario Conte durante la cerimonia per la ricorrenza dell'unità nazionale e delle forze armate. A partire dalla certezza della pena che spesso manca e fa sentire lo Stato come una entità lontana dai cittadini. Ma in Piazza dei Signori c'è anche spazio per un'altra richiesta forte, la tutela degli amministratori locali. Garantire a chi svolge un incarico pubblico la possibilità di perseguire il bene comune senza il timore di un avviso di garanzia. La penna che i sindaci e gli amministratori impugnano per firmare atti e documenti porta con sé la responsabilità affidata dai cittadini, ma questa responsabilità non può essere intaccata dalla comprensibile paura di un processo per abuso d'ufficio. Stamane presenti le massime autorità civili e militari, ma anche cittadini e studenti per le cerimonie. Dalla deposizione delle corone d'alloro al monumento ai caduti in Piazza Vittoria all'alzabandiera in Piazza dei Signori, con gli interventi tra gli altri del prefetto Angelo Sidoti, che ha sottolineato come sia giusto ricordare il passato per liberarci da ogni tossina di odio e di paura. La cerimonia è stata anche l'occasione per conferire un attestato di pubblica benemerenza al merito civile a Elisabetta Piazza, che nel 2014, passando per caso vicino a un ponte nel Vercellese, salvò un uomo che stava per gettarsi da un ponte. E tornando alla tragedia della famiglia Ciobanu, il dramma è stato raccontato oggi anche ai ragazzi di poco più giovani, proprio di Miriam e anche del suo investitore Alessandro, che hanno seguito il corso di sicurezza stradale organizzato proprio dalla provincia. Anche oggi sui giornali io leggo i commenti della mamma di quella ragazza investita a Pieve del Grappa, morta, di chi guidava, entrambi 22 anni o 23 anni. Non si può ricondurre alla fatalità questa cosa. Nel foyer della provincia di Treviso il presidente Stefano Marcon parla di Miriam Ciobanu, racconta agli studenti alla loro prima lezione di sicurezza stradale che cosa è accaduto quella notte, quell'attimo di distrazione, quell'incoscienza ed ora quella ragazza che non c'è più. Siamo stati giovani tutti, ha detto ai ragazzi Marcon, molti sono stati graziati dal destino, ma altri no. Ho chiesto di riflettere, ho chiesto ai ragazzi di perdere 5 minuti del proprio tempo per riflettere ed ascoltare e capire che cosa può succedere nel momento in cui in una frazione di secondo magari ti distrai o hai assunto sostanze stupefacenti, insomma cosa può succedere? Non ti concede normalmente una seconda chance un incidente stradale. Dovrà scontare la sua pena. Marcon parla anche di Alessandro Giovanardi, il 23enne scarcerato da ieri, quando il GIP ha accolto la richiesta della procura di obbligo di dimora. Il sistema giudiziario ha il proprio impianto e quindi evidentemente questo è il percorso che deve seguire. Sulla riforma della giustizia e la certezza delle pene io credo che si dovrà interrogare il governo e so che stanno lavorando in tal senso. Il ragazzo ha causato un incidente mortale e le pene dovrà scontare la pena prevista in questi casi. Quel che mi fa riflettere che i ragazzi di 22 anni, in questo caso sia la vittima che chi ha causato il danno, incappino oppure succedano queste cose. Non trovo una giustificazione logica. Più tardi torneremo a parlare proprio dei corsi delle lezioni di sicurezza stradale con i giovani in provincia. Prima però continuiamo con la cronaca, perché oggi un altro drammatico fatto che ha scosso la Marca. Un 58enne tunisino arrestato per tentato omicidio a Oderzo ha colpito più volte la compagna alla testa con un mattarello, poi convinto di averla uccisa ha chiamato i carabinieri, ha detto l'ho ammazzata. La donna però fortunatamente è ancora viva. Io sentito urlare, però ti ripeto, siccome lo sentivamo spesso, a volte magari, però è anche vero che quando si litigano sentivo due voci, io ne ho sentito solo lei urlare, non è che ho sentito la voce di lui. Il racconto drammatico di una vicina di casa. Tutto è accaduto intorno alle 9:30 in questa palazzina di via Sgarbariola a Oderzo, poco distante dall'ex caserma Zanusso. A chiamare il 112 è stato l'uomo, 58 anni, di origini tunisine. Venite, ho ucciso mia moglie. L'aggressione in questo appartamento, ora sotto sequestro. Le urla udite dai condomini. Tutti pensavano fosse l'ennesima lite, invece il dramma si stava consumando fra le quattro mura di casa. Sentivo un po' correre
correre, tant'è che mi sento molto in difetto di non aver chiamato subito, però io, siccome lavoro di sera, mi alzo tardi, ero a letto alle 9:30, per cui ho sentito sto casino, ho detto Madonna, ma... E dopo, per cui per un bel pezzo sentivo anche che andava avanti e indietro per l'appartamento. Probabilmente tentava di fuggire. Sì, esatto. Colpita più volte con un mattarello alla testa, la 46enne è rimasta a terra inerme fino all'arrivo dei sanitari del 118. Solo in quel momento ha capito di essere salva, lontana da quella furia. Questa non era la prima volta. Tu abiti nello stesso piano della signora? Sì, diciamo che non è la prima volta che intervengono i carabinieri, si sperava di non arrivare a questo punto, insomma, quello sicuramente, però non è la prima volta che succede un episodio di violenza domestica in quella casa. Ecco, ci dicevano fra l'altro che già 2 anni fa aveva tentato di ucciderla. Sì, era successo, era stato allontanato, da qualche tempo però tornava a girare da queste parti, quindi si vede che era stato riaccettato in casa. La coppia ha 2 figli, uno maggiorenne ed una piccola di 10 anni che ora si trova da una conoscente della vittima. L'ennesima violenza domestica, un tentato femminicidio che poteva finire in tragedia. Un uomo di cui in molti avevano paura. Io sicuramente, che lavoro di sera e torno la sera tardi, l'idea di avere uno così qua, sì. A me indisponeva l'idea di avere un uomo così sotto di me. La 46enne lavora in un asilo, tranquilla e sempre gentile, la descrivono. Forse credeva che il compagno avrebbe potuto cambiare, essere diverso. Oggi l'ennesima lite sulla quale stanno indagando i carabinieri. Sentiamo invece nel prossimo servizio le parole del sindaco di Oderzo. È importante lavorare sulla prevenzione. Troppi femminicidi, troppe aggressioni tra le mura domestiche. L'attenzione su questo fenomeno, spiega il sindaco Maria Scardellato, è alta e non solo per quanto riguarda l'attività dei servizi sociali nei casi conclamati. Ma anche proprio l'importanza del lavoro di prevenzione che comincia nelle scuole, e il lavoro di prevenzione è fatto sia sulla donna che sull'uomo. Cioè la donna perché impari a difendersi e l'uomo perché impari a controllare l'istinto. Sulla vicenda dell'aggressione del 58enne che ha colpito in testa la compagna preferisce non parlare il sindaco. La famiglia comunque era seguita dai servizi sociali. È stato fatto comunque tutto quello che si poteva fare? Sì, sicuramente sì. Ripeto, non voglio parlare di questo caso, ma spesso succede che la donna per bontà cerchi di riappianare situazioni già compromesse, forse anche rendendosi conto che c'è un rischio, ma forse se lo assume nella speranza di risolvere la situazione, magari per i figli, per chissà quali motivi. È una cosa che succede spessissimo. Dal tentato omicidio di Oderzo al delitto di Parè di Conegliano, l'anziana sgozzata dal figlio Ippolito Zandegiacomo, oggi il primo interrogatorio di garanzia per l'uomo dopo il trasferimento in carcere dall'ospedale. Lui quindi ha dichiarato di aversi la facoltà di non rispondere, che è pronto a collaborare con i medici per la ricostruzione di quanto avvenuto e basta, non ha fatto dichiarazioni di merito di nessun altro genere. Ippolito Zandegiacomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari Marco Biaggetti. Abbiamo ritenuto che l'utilità di questo incombente procedimentale fosse legata non tanto a sentire una persona che pacificamente è portatrice di grandi disagi, ma piuttosto a sottoporla nei tempi più solleciti a una perizia sull'imputabilità, sulla capacità di intendere e di volere. Il giudice delle indagini preliminari ha sciolto ogni riserva. Con procura e difesa di comune accordo hanno deciso di procedere per una necessaria perizia psichiatrica, incarico che dovrà svolgere il dottor Alberto Kirn, psichiatra e consulente tecnico del Tribunale di Treviso. Sono stato molto contento di questa corale visione, perché eravamo tutti d'intesa che quella è la strada, se si vuole fare le cose bene, da perseguire. Il 57enne, detenuto nel carcere di Treviso, è un uomo disperato, rammenta di aver ucciso la madre, ma non ricorda nulla dei particolari macabri dell'omicidio. Amava la madre, la mia mamma che mi faceva tutto, mi accudiva, mi assisteva, ha la consapevolezza dell'evento in cui lui era in uno stato quasi di mero strumento, non certo di coscienza e volontà.
Torniamo nella zona di Pieve del Grappa per raccontare lo shock dei colleghi di lavoro del 36enne runner, lo abbiamo raccontato proprio ieri sera nel telegiornale, operaio appassionato appunto di corsa che è morto ieri a Possagno durante un allenamento. Francesco veramente per noi era un amico oltre che un collaboratore ed è veramente una mancanza che ci ha lasciato senza parole, c'è poco da... Gabriele Borsa è il direttore della produzione della Geotex, l'azienda di Valbrenta dove lavorava Francesco Agosta, il 36enne di Pieve del Grappa, morto a causa di un malore che l'ha colto mentre si allenava sulle colline di Possagno. Amante della montagna, delle escursioni, della corsa, che condivideva anche con i suoi colleghi, con gli amici. L'atleta si è accasciato a terra mentre stava correndo, riprendendo il ritmo dopo 2 mesi in cui era stato costretto a rimanere fermo a causa di uno strappo a una gamba. Aveva così ricominciato da pochi giorni gli allenamenti, ma il suo cuore non ha retto. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, sino a che il medico non ne ha constatato il decesso e oggi nell'azienda dove si recava tutti i giorni il 36enne c'è tanto dolore. Lui aveva tanto amore per la montagna, per il camminare, un amore che abbiamo condiviso assieme tante volte. Ieri è mancato durante la sua passione preferita, che era quello del camminare e del correre e purtroppo siamo senza parole, siamo distrutti. Francesco Agosta a soli 3 mesi era andato a convivere a Pieve del Grappa con la fidanzata Irene Xamin. Da una decina di giorni dalla Puglia, sua regione d'origine, si era trasferito a Valbrenta il padre per trascorrere la vecchiaia vicino ai suoi 2 figli. Ma il destino ha voluto diversamente per il runner molto stimato in azienda. Borsa e Agosta, oltre a un rapporto di lavoro e amicizia, erano anche parenti. È il fratello anche di mia cognata, quindi lo avevo sempre considerato anche uno di famiglia e quindi... Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo, verrà eseguita l'autopsia sul corpo del 36enne e intanto in azienda stanno cercando di capire come ricordare l'amico. Sicuramente un bel ricordo gli è dovuto, insomma, ecco. A Mogliano adesso perché non sono ancora concluse le razzie dei ladri negli appartamenti e nelle case. Non c'è pace per le famiglie moglianesi alle prese con i topi di appartamento. Ad essere presa di mira ieri sera una famiglia di via Maroncelli, ancora nel quartiere centro-nord. Verso le 5:30, 7 hanno scavalcato la ringhiera, sono entrati dal balcone, mi hanno spaccato la finestra e sono entrati in casa. Mi hanno rovistato la casa, mi hanno aperto gli armadi della camera e della cameretta e mi hanno portato via degli oggetti di valore, un anello, dei bracciali in oro. Orologi? Non orologi niente e neanche i soldi. Una palazzina tra le tante che probabilmente ha attirato i ladri vista l'assenza dei proprietari quando cominciava a fare buio. In casa non c'era nessuno. Sono saltati dal bagno, penso, e dopo passando dal giardino hanno saltato la rete piegandomela. Questa rete qua. I furti segnalati a Mogliano sono ormai una quotidianità. Le raccomandazioni rimangono quelle di non lasciare le finestre aperte anche se si esce per poco tempo. Torniamo a Treviso, c'è il caso dell'inchiesta della Procura sulle case popolari e poi ieri l'abbiamo raccontato, la revoca della graduatoria di edilizia residenziale pubblica da parte dell'amministrazione comunale di Treviso e proprio su questo infuria la polemica tra maggioranza e opposizione. Da un lato l'inchiesta della Procura sulle assegnazioni delle case popolari che vede tra i 30 indagati anche 3 dipendenti del comune di Treviso, dall'altra la decisione di Casugana di revocare la graduatoria di edilizia residenziale pubblica. L'opposizione con Franco Rosi di Treviso Civica e Stefano Pelloni del PD vuole vederci chiaro e parte all'attacco del sindaco Conte. In questi 4 anni sembra che non abbia governato ma che sia stato all'opposizione lui insomma e non abbia avuto modo di mettere mano a quelle graduatorie. Cosa ha aspettato se c'erano tutti questi problemi 4 anni? È da un anno che c'è un'indagine della Procura sul settore casa. Il sindaco ribatte. In realtà si dimenticano che i vizi di quelle graduatorie partono proprio dalla loro amministrazione e quindi
hanno taciuto e hanno fatto finta di niente e oggi speculano su una scelta che invece è di responsabilità. È finito il tempo dei furbetti, forse a Rosi e Pelloni i furbetti piacciono e vanno tutelati. Noi non faremo perdere tempo, rivedremo la graduatoria, andremo a inserire dei parametri che ci consentiranno di approfondire in modo più attento e dettagliato quelle che sono le reali situazioni, e la casa andrà esclusivamente a coloro che ne hanno bisogno. Ed il botta e risposta continua con il tema casa che si preannuncia bollente in questa lunga campagna elettorale. Ma non si può sempre parlare di furbetti, chi sostiene i furbetti, chi non sostiene i furbetti. Bisogna dare risposte ai cittadini. Da anni le graduatorie sono bloccate, non è stato fatto nulla e su questo bisogna intervenire. Bisogna dare risposte alle famiglie trevigiane che aspettano una casa. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di sicurezza stradale con i ragazzi a lezione in provincia. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per tornare a parlare dunque di sicurezza stradale. Lo dicevamo in apertura, le lezioni in provincia di Treviso, il monito degli esperti ma anche dei video, dei filmati shock proprio per far capire ai ragazzi la pericolosità lungo le strade. L'auditorium del Sant'Artemio ha ospitato oggi le studentesse e gli studenti di 10 classi dell'ITIS Planck di Villorba per la lezione speciale di avvio del nuovo ciclo di incontri formativi sulla sicurezza stradale organizzati dalla provincia di Treviso per l'anno scolastico in corso negli istituti superiori del territorio. Ho chiesto di guardare non solo l'aspetto della famiglia che naturalmente subisce una tragica perdita, purtroppo per la morte di un proprio figlio, ma ho detto loro anche di mettersi nei panni di chi invece ha provocato l'incidente, che naturalmente se viene ritenuto responsabile andrà incontro ad un processo penale, e ho detto loro di riflettere, perché andare incontro a un processo penale, soprattutto a 20 anni o poco più che 20 anni, insomma, rischiare anche una pena del carcere, sappiamo che le sanzioni vanno da 2 a 10 anni, non è una cosa da poco per un giovane che si affaccia alla vita. Da oltre 20 anni la provincia organizza per le scuole superiori della Marca lezioni di educazione stradale e prevenzione degli incidenti, dedicate in particolare ai giovani che si accingono a prendere la patente e che utilizzano spesso mezzi a motore per spostarsi. I giovani presenti hanno potuto vedere filmati di episodi e incidenti stradali su cui poter fortemente riflettere. Dobbiamo per forza di cose ricominciare un percorso e ricominciarlo con tutta la forza possibile, interessando più ragazzi possibili e cercando di parlare in modo attivo su queste dinamiche degli incidenti stradali, capire che cos'è l'educazione visiva, capire come ci si può difendere per strada dalle problematiche che possono uscire. I ragazzi oggi hanno reagito bene, hanno avuto la capacità e la comprensione, che è la cosa più importante, hanno capito l'entità del problema con il quale dovranno confrontarsi. Comunità Europea ha detto al 2050 incidenti zero, dobbiamo lavorare per quell'obiettivo, tutti insieme. Le scuole che hanno richiesto le lezioni per i prossimi 2 mesi sono già 14. E allora le voci e le impressioni dei ragazzi dell'ITIS Planck di Villorba per questo primo appuntamento in provincia. Non hai la patente? No. Però ritengo che sia necessario insegnare anche a chi non ha la patente comunque tutte quelle norme, tutte quelle buone pratiche che sono utili alla sicurezza stradale. Sì, ho la patente da 1 anno e ho trovato la lezione molto interessante anche per capire gli errori che ho commesso fino ad oggi per strada e per poterli non commettere più un domani. Fra poco prenderò la patente, quindi dà una mano per capire quali atteggiamenti si possono e non si possono fare. Fa un po' strano effettivamente, perché non è che ci pensi tutti i giorni a queste cose e vedere i video soprattutto ti colpisce molto. Mi ha fatto un effetto un po' destabilizzante. Qual è stato il video che più ti ha colpito? L'ultimo, quello sui messaggi, perché soprattutto nell'era adesso tutti col telefonino non ci fai neanche più caso, invece è proprio da pensarci. Forse quello della ragazza di Oderzo, perché era amica di miei amici e è una cosa che mi ha colpito da vicino. Secondo me quanto poco ci vuole per causare un incidente così mortale, ad esempio un messaggio oppure semplicemente bere anche un po'. Soprattutto gli incidenti, mi hanno colpito vedere le persone, soprattutto quelle scaraventate in aria dal colpo. E gli incidenti in moto, anche se non ho mai guidato la moto. Dico, ha fatto un grande effetto perché comunque anche io sono stato, non dico vittima di un incidente, però un po' di tempo fa
sono stato appunto vissuto in prima persona, sono caduto da solo praticamente, però comunque è stato molto significativo vedere quei filmati là. Un anniversario importante, 4 novembre 1966, la grande alluvione. Gli effetti a Zenson di Piave sono diventati un libro con le testimonianze di quei drammatici momenti. Ora c'è anche un filmato realizzato da 2 fratelli in quel giorno di paura e disperazione. All'epoca al Vise vicino un ragazzo sedicenne si è trovato in casa circondato dall'acqua la mattina del 5 novembre e ha avuto l'idea di prendere la vecchia cinepresa, una Super 8 del tempo, del fratello maggiore Alcide, e ha voluto fare delle riprese dalle finestre della propria abitazione con uno scenario spettrale. Nei giorni successivi fu il fratello Alcide a riprendere in mano la cinepresa con una pellicola a colori per filmare la devastazione dopo il ritiro dell'acqua. A ricordare il dramma dell'alluvione del 66 è la moglie di Elvise Vicino, che dopo la scomparsa del marito ha deciso di pubblicare quei filmati. È una bella testimonianza secondo me e credo di interpretare anche le volontà di Alcide e di Elvise di voler rendere pubblico questo filmato affinché resti come testimonianza e di monito per le generazioni future e anche per le autorità competenti che dovranno affrontare questo tipo di problemi sempre più comuni. L'alluvione di Zenson raccontata da chi l'ha vissuta ora è anche un libro scritto da Carlo Dariol e Gualtiero Bisiol, che ha raccolto le testimonianze degli abitanti ma ha anche vissuto quei giorni drammatici, molti i ricordi tragici ma anche curiosi, come la visita ai luoghi dell'alluvione dell'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Ho preso la bicicletta, sono andato là e veramente si erano impiantati sul fango che c'era. Li ho aiutati a tirarsi fuori, gli ho insegnato che strada dovevano prendere per andare a Treviso. Hanno voluto vedere appunto dove proprio il Piave aveva rotto. Tra l'altro mi diede anche 5.000 lire che mio padre le conservò come una reliquia perché ero orgoglioso, queste le ha date Saragat a mio figlio. A proposito di clima, il monito per il clima, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo come ogni venerdì al generale Giancarlo Iannicelli. Gli ammassi nuvolosi, il sistema perturbato che ha interessato nelle ultime ore le nostre zone, si allontana regolarmente verso il sud d'Italia. Su di noi rimonta un'alta pressione di origine atlantica e tutto questo è evidente dalla carta del tempo. Anticiclone che favorirà tempo stabile per questo fine settimana ma anche per gran parte della prossima. Prevediamo infatti un po' su tutte le nostre zone per sabato e domenica cielo in prevalenza sereno. Le nebbie pure, grazie al passaggio del sistema perturbato, dovrebbero tenersi lontane. Le nebbie naturalmente sono tipiche di questo periodo. Per ora diciamo siamo salvi. I venti saranno deboli provenienti da nord, le temperature, le minime si abbasseranno, le notti serene faranno sì che raggiungeranno valori dai 5 ai 7 gradi, i valori massimi intorno 16-17 gradi. Ma la prossima settimana, in cui prevediamo tempo stabile per quasi tutta la settimana, le massime potranno raggiungere anche i 20 gradi. Per finire, l'Alta Adriatica è previsto per ora mosso, molto mosso, c'è stato il passaggio del sistema perturbato, ma poi tenderà al poco mosso. È tutto. E adesso lo humor nero e l'ironia che sono servite per trionfare sul particolare palco del Festival Mondiale della Canzone Funebre. Pensate, a vincere è stato un trevigiano. La nonna immobile sul pavimento per lo spavento è stramazzata, imperdonabile lo scherzo fatale. A Carnevale lei è schiattata, inaccettabile la sua dipartita, quindi in soffitta l'abbiamo portata, imbalsamata ed occultata. Questa è solo la prima strofa di questa canzone che ho scritto e che mi ha portato a vincere il Festival Mondiale della Canzone Funebre. Finalisti sbaragliati e trionfo sul palco di Rivignano Teore in Friuli, dove ogni 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre aggiunge un tocco di humor nero alle celebrazioni tradizionali.
Da La donna è mobile a La nonna è immobile il passo è breve per il musicista e cabarettista di Onigo di Pederobba Fabrizio De Poi, che aveva già il pezzo pronto quando un amico l'ha avvertito dell'esistenza della stramba kermesse. Ho saputo dell'esistenza di questo festival, quindi ho mandato la mia canzone e lui mi ha detto assolutamente devi iscriverti perché ha delle buone chance per classificarsi bene. Cattivo gusto nemmeno per sogno, replica De Poi, che anzi aggiunge con il sorriso una canzone quasi di protesta con la nonna passata a miglior vita ma in segreto, dato che i parenti disoccupati dopo il trapasso hanno continuato a percepirne la pensione per tirare a campare. Incontenibile è l'emozione quando incassiamo la sua pensione. Insomma, la voglia di bissare il prossimo anno c'è e la canzone è già quasi pronta. Stavolta, per par condicio, tocca al nonno. Hanno chiuso il nonno in bagno, chi sia stato non si sa. Sarà stata mia sorella, forse è stato il mio papà. Hanno chiuso il nonno in bagno, non si sa neanche perché. Era entrato ieri sera solo per farsi il bidet. E adesso andiamo nel bellunese. Parliamo in apertura del nuovo presidente di Longarone Fiere Dolomiti. Chi arriva esprime entusiasmo e tanti propositi, chi lascia lo fa con soddisfazione per aver traghettato l'ente attraverso due avvenimenti del tutto straordinari e molto difficili, il Vaia prima e il Covid poi. Cambio della guardia a Longarone Fiere Dolomiti con l'ingresso di Michele Del Farra. Gianangelo Bellati ha chiuso infatti il suo mandato con l'inaugurazione di Arredamont, ancora in corso. Dal mondo imprenditoriale arriva il nuovo presidente. È un'emozione forte, è una grande sfida perché questa è un'istituzione che fa parte di questo territorio, è parte della storia di questo territorio e abbiamo la responsabilità di scrivere il futuro della fiera, ma io credo anche del sistema produttivo che intorno e il sistema di relazioni che intorno alla fiera opera. 4 anni eccezionali, sono stati 4 anni molto impegnativi perché appena arrivato ricordo a Redamont con Vaia che arrivò proprio a metà di quel momento bellissimo che era per me la prima fiera fatta appena ricevuto l'incarico di presidente. È stato poi un periodo bello ma subito interrotto da Covid. Adesso c'è un'ulteriore fase che è quella di leccarsi le ferite dopo Covid e in questa fase qua è molto importante il ruolo che possono avere i soci pubblici, la Regione ma anche l'Unione Europea e siamo riusciti ad avere importantissimi finanziamenti pubblici che sono anche un po' l'eredità che mi piace di lasciare a questa fiera dopo questi 4 anni di esperienze bellissime. Si immagina a fine mandato cosa vorrebbe raccontare di essere riuscito a fare? Di avere reso centrale la fiera, nuovamente centrale, Longarone Fiere Dolomiti. Nuovi orari di apertura degli uffici comunali di Limana. La decisione è stata assunta dall'amministrazione comunale per contenere i consumi di energia. Si tratta di una misura volta a ridurre il fabbisogno di riscaldamento degli edifici pubblici durante il fine settimana, spiega la sindaca Milena De Zanet. Dal prossimo 14 novembre dunque tutti gli uffici comunali saranno chiusi dalle 13 di ogni venerdì fino a lunedì successivo. Per illustrare le nuove misure che fanno seguito al parziale spegnimento dell'illuminazione pubblica, martedì prossimo si svolgerà un incontro pubblico nella sede del municipio. Torniamo a Belluno, è Stefano Perale, il capo di gabinetto del sindaco di Belluno. Stamattina all'albo comunale è stato pubblicato il decreto di conferimento dell'incarico che per la prima volta viene designato a Palazzo Rosso e che ha già scatenato, come abbiamo raccontato, polemiche fra i banchi dell'opposizione. Perale, 61 anni, già dirigente di Confcommercio e Confindustria Belluno e attualmente consulente aziendale, assumerà l'incarico con contratto a tempo determinato e parziale per una durata pari al mandato del sindaco e inquadrato nella categoria contrattuale dirigenziale. La figura di Perale è stata scelta fra le 4 candidature presentate entro il termine del 20 ottobre scorso, stabilito dalla data della pubblicazione dell'avviso pubblico. E adesso parliamo di musica, teatro e dintorni, perché dal prossimo 12 novembre al Comunale di Belluno il palco si accenderà sulla 27esima edizione della rassegna Parole e Pensieri.
Una data, quella del 26 febbraio con Teresa Mannino, già sold out. Un successo già prossimo alla replica per lo spettacolo del Poiana Andrea Pennacchi, che salirà sul palco del Teatro Comunale di Belluno il 6 aprile. E poi musica leggera e camei locali. Una proposta di qualità, quella di Scoppio Spettacoli, che ieri sera ha presentato l'edizione numero 27 della rassegna Parole e Pensieri. La passione e il piacere di lavorare nel teatro della mia città è sempre grande. Si va in un genere tendenzialmente popolare che riguarda la musica leggera, il teatro comico e il balletto. 12 gli spettacoli in calendario, comprese 2 sorprese che saranno annunciate nei prossimi giorni, un impegno condiviso con la Fondazione Teatri delle Dolomiti e il Comune di Belluno. Questo favorirà quella proposta che Belluno può dare a qualsiasi persona che voglia apprezzare la musica, gli spettacoli e quant'altro di qualità. Una città che vuole veramente diventare a essere ancora il capoluogo di provincia e anche essere attrattivo per tutta la regione. In cartellone 2 date tutte locali. Il 5 marzo un tributo a Lucio Battisti, concerto della band di Bruno Ballon, preceduto dal reload degli storici eventi degli anni '80 denominati Situazione Rock. Ha dato modo a tantissimi ragazzi che suonavano di esibirsi, tutti i ragazzi che normalmente frequentavano le parrocchie piuttosto che le sale prove e facevano prove senza mai suonare. Finalmente c'era un palco per loro e riempivamo il comunale. È tutto anche da Belluno, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani, migliora dunque il tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di sabato 5 novembre. Sul Veneto non si escludono residui piovaschi al mattino, specie sulle pianure più a sud. A seguire sarà asciutto e soleggiato ovunque. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 7 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 16 e i 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà presente una nuvolosità variabile, al pomeriggio più sole. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora sostenuta con forti raffiche a Trieste. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 15-18 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato ma freddo e ventoso. Temperature minime infatti intorno ai 3-6 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.